Se impari a Francisco Arrogalla, esponenti della musica elettronica sarda, contesi che una cosa di questa tobbio di economia e di musica, Francisco. Questa, sul mondo dell'economia e questa è la musica, oggi in Sardegna di oggi, io anche adesso capiamo, ma proprio strinto di prepotenza, che questa musica in Sardegna oggi è un'industria, che si pensa sul livello, sulla qualità, sulla varietà del mondo della musica e del stato dell'arte della Sardegna, è uno spanto che fa il suo paragone con alcune regioni dell'Europa. Dunque, gli adesso sempre di Brusu, questo è un mondo, Brusu accanto, poi funti uno dentro dell'altro e dentro dell'altro. Francisco, contesi su nome di qualcuno collega che sono in Paratua? Ma i colleghi sono venuti in Medas, venuti paricisi, venuti de calichisia da genia, potete castiare sul mondo della musica contemporanea, tutti i spicciocchi, quindi beh senti de stare del suo conservatorio, del suo mondo delle improvvisazioni, oppure tutta questa gente che bene dell'underground, della musica hip hop, rock, che potete subire a Tobiai in uno sciacomano di eventus e a Tobius, musica che non aveva prima in sa musica e tutto, ma traballerà con su cinema, con sa radio, con su teatro, in mille modus differenti. Vosaltros non sono scelti in nazione sarda, vosaltros andate pure a Foras, no? Chiaramente la Sardegna è un mercato bello, un luogo dove noi si può traballare ancora con questa musica. Bypassato completamente, scusate il neologismo, l'Italia e in generale si zona in sul nord dell'Europa, Norvegia, Germania, Svizzera, su Belgio, ma fin in Spagna, in Catalogna e in Repubblica Sannosa del Baltico, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia pure. Da conosci questa vicioca de vizi, si inserirà de Murtas? No signora, non da conosco. Ma ciocchetta che sono de anni in un gruppo mega famoso. E insomma, Francisco, si intendeu su e quando è che intendeu su Francisco Arrogalla suonare in Sardegna? Io adesso tra poco tempo che venuti bessendi tre dischi, uno disco in pari a basca, uno disco di remix che si offendi post etichetta discografica Sard, si è un remix di Elena Ledda, su Concordo di Rosei, Elva Luzza, eccetera, e in preso uno traballo in pari a Gopa e mio, Sattore Giacomo Gasti, che si offendi uno traballo di fueldos e musica in CD. Cassa che nosaltros non lo peso comprare in MP3, due in vinile, può dire sì, questo pure. Sicuramente anzi c'è uno traballo che ad Abessiri sicuramente in vinile, si su traballo del Malasorti, impari a Emanuele Pittoni su Cantate e Serata Pignata, sul mercato del su dub, sti preso accanto su vinili, che zona in una maniera differente e custo ad Abessiri 10, i altri sono in CD, chiaramente. Ma intanto si tocca a chi suona con Gwen Stefani, che su dub andrà a braccetto. Manca i vesti, di chi tenesi che l'encona a cappio, fammi uscire e devo da zero subito. Andava bene, si bieso Francisco, grazie a me. Grazie a voi, a Sibiri.